Colossesi capitolo 4. Preghiera e prudenza. Priate sempre senza essere qua mai e non vi scordate mai ringraziare Dio. Priate pure per me, perché Dio mi potesse spaparanzare tutto che gli porta la predicazione e potesse parlare innanzi a tutta la gente e che lo progetto di salvezza che è stato spalvacato a noi a Gesù Cristo. E proprio per questo, sì, mo sto incatenato. Voi priate perché potesse ancora predicare e parlare, perché chissà è l'obbligo mio. Cercate di cogliere tutta l'occasione per vi comportare sempre buono con tutti quelli che stanno fuori e non sono ancora diventati cristiani. Parlate sempre con razza e chi ne sapienza e sapete sempre rispondere a tutta la gente in una maniera più meglio. Tutte le notizie che volete sapere quello a me vi farà conoscere Tichiche, o compagni miei, che è un frate assai caro a me e un servitore fratello del Signore. Io sto mandando a voi per far sapere notizie meglio e perché potesse portare con un consolo a tutte le cuore vostre. Insieme con questo vendrà pure Onesimo, pure esso un frate nostro assai caro e fedele. Saranno loro che vi faranno sapere tutto quello che sta succedendo qua. Salute e benedizioni. Mi mandano saluto pure Aristarca, che sta in carcere insieme con Mica, e Marco, con Zubrino e Barnaba. Ricordatevi quelle cose che vi fa diritto un gol a Marca. Si venderà a mezzo a voi, accoglitela a braccia aperte. Pure Gesù, che viene chiamato Giusto, vi manda i saluta. E tutti quelli che prima erano ebrei, solo questi tre stanno faticando insieme con me che Boregno e Dio. E sono state per me un consolo assai rossa. Vi saluto pure Eprafa, pure se sta in mezzo a noi. Chista, che sta servendo a Gesù Cristo, sempre pronto a pregare per voi, perché potesse essere forte, santa e giusta in tutto il volere di Dio. Vi posso assicurare che Cristo sta facendo tutto quello che poteva fare per voi, per chi è Laodicea e per chi è Gerapoli. Vi mandano i saluto pure Luca, che lumiere che è così caro a noi, e Dema. Salutateci per noi pure Ninfa e tutti quelli che stanno a un'escena rinda a casa sua e tutte le frate che cammano rinda a città di Laodicea. Roppa capite giù che sta lettera mia, facetela passare pure a tutte le frate che stanno a Laodicea e leggete pure tutte quelle che io ho scritto a loro. Leggete pure Archippo, sforzate e fa compiere la missione che è stata data in nome del Signore. Queste ultime parole sono state scritte proprio da me Paolo, che è mano mia. Salutatemi a tutti quanti, ricordatevi e me che sto incatenato in un carcere. A razza di Dio, potesse stare sempre con la voi.